Stretta del comune di Vittorio Veneto alle pazze corse in Fadalto. Dopo 2 anni di trattative con l'ANAS e su sollecitazione del comitato di quartiere, le borgate della Valla Pisina diventano a tutti gli effetti centri abitati. Seppur affacciati sulla statale 51 di Alemagna, i tratti stradali relativi a Nove e Savassa passano sotto la competenza del municipio. In particolare si tratta di 1 chilometro e 300 metri relativi a Nove e di 470 metri riguardanti Savassa, dalla pizzeria I Laghetti fino all'uscita del casello di Vittorio Veneto Nord. L'accordo è stato firmato dall'assessore alla sicurezza Barbara Saltini, dalla comandante della polizia locale Angela Zoppè, dai dirigenti dell'ufficio lavori pubblici e dai funzionari dell'ANAS. Un riconoscimento tutt'altro che formale, visto che autorizzerà l'ente locale ad abbassare a 50 km/h il limite di velocità, finora fissato a 70 e spesso abbondantemente superato. Inoltre potrà essere installata e disposta la segnaletica di sicurezza, come ad esempio i passaggi pedonali necessari a garantire l'incolumità dei residenti nell'attraversamento della strada. Nel frattempo sarà predisposto il bando di gara per l'acquisto, col contributo della Regione, degli autovelox mobili. Le apparecchiature dovrebbero entrare in funzione in autunno. Già dai prossimi weekend invece torneranno in azione le pattuglie interforze per astanare i motociclisti sconsiderati.